Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te Natalia, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, buon sabato 3 gennaio dell'anno del Signore 2025. Oggi niente garage dell'Alfista perché oggi la storia ancora una volta bussa alle nostre porte. Trump ha ordinato il bombardamento di Caracas, signore e signori. È cominciato l'attacco americano in Venezuela, in particolare informa la BBC che il presidente Trump ha ordinato degli attacchi sui siti all'interno del Venezuela. Questo è quello che la CBS News, partner della BBC in America, ha annunciato poco fa. Ci sono già dei video che mostrano delle fiamme, degli incendi e del fumo che si alza dalla capitale Caracas. Il governo venezuelano rigetta e denuncia l'aggressione americana. Alcuni delle frazioni vicino Caracas sono senza corrente elettrica, si parla di esplosioni avvenute in molti posti del paese e tutto questo ovviamente avviene dopo la crescente tensione che c'è stata nel periodo, diciamo, negli ultimi mesi. Alle 8:12 per la precisione di questa mattina, ora di Roma, si sono udite delle esplosioni a Caracas. Questa è stata la prima notizia battuta dalla BBC alle 8:12 di questa mattina, ora di Roma, vi ripeto. Naturalmente non c'è solo questo, c'è un comunicato del governo venezuelano che vi vado a leggere. Natalia, ce l'hai sulla zappa della radio se lo vuoi mostrare. Oggi, con la morale di Bolivar, Miranda e dei nostri liberatori, il popolo venezuelano si alza ancora una volta per difendere la sua indipendenza davanti all'aggressione imperialista. Popolo, corri per sé, scendi in strada. Il governo bolivariano chiama tutte le forze sociali e politiche del paese ad attivare i piani di mobilitazione e ripudiare questo attacco imperialista. Il popolo venezuelano e la sua forza armata nazionale bolivariana, in perfetta fusione popolar-militars-politica, si trovano schierati per garantire la sovranità e la pace. Allo stesso tempo, la diplomazia bolivariana di pace eleverà le denunce corrispondenti innanzi al Consiglio di sicurezza dell'ONU, il segretariato generale di questa organizzazione, la CELAC, la MNOAL, esigendo la condanna e la restituzione, la resa dei conti del governo statunitense. Il presidente Nicolás Maduro, scrive ancora il governo di Caracas, ha disposto tutti i piani di difesa nazionale perché siano attivati nel momento e nelle circostanze adeguate, nello stretto rispetto di quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, la legge organica sullo stato d'eccezione, la legge organica della sicurezza della nazione, quindi verrà proclamata la legge marziale. In questo senso il presidente Nicolás Maduro ha firmato e ordinato l'attivazione del decreto che dichiara lo stato di aggressione esterna in tutto il territorio nazionale per proteggere i diritti della popolazione, il funzionamento pieno delle istituzioni repubblicane e passare immediatamente alla lotta armata. Tutto il paese si deve attivare per distruggere questa aggressione imperialista. Al telefono con noi c'è Blanca Briceno. Blanca Briceno è stata nostra gradita ospite nel mese di dicembre a Zoom. Lei rappresenta ed è una delle fondatrici dell'AIRESVEN. L'AIRESVEN è un gruppo di esuli venezuelani in tutto il mondo. Blanca, buongiorno. Cosa sta succedendo a Caracas? Buongiorno Antonino, in primis un profondo ringraziamento per il ringraziamento di Radio Libertà verso la libertà, giustamente. Ovviamente ci auguriamo un anno lieto e pieno di quelle notizie che fanno bene alle persone per la loro vita, per la loro famiglia e per la loro spiritualità. Io ti ringrazio tantissimo perché ho appena ricevuto questa telefonata, ti dico quello che so, in quanto fino a una certa ora la Casa Bianca non si era ancora pronunciata. Comunque ti ricordo
che avevamo parlato di questa possibilità nell'intervista, in quanto Sì. veramente la situazione è sempre complessa. Avevamo pensato anche che si potesse trattare di un'azione molto molto chirurgica, di altissima chirurgia, ma come io ricordo di averti spiegato che lungo la costa, soprattutto verso l'Oriente e verso la zona sia dell'Atlantico che delle isole di Trinidad e Tobago, quella zona lì, molti paesini erano stati spopolati e occupati da zone di produzione di droga. Quindi certamente diciamo questi bombardamenti potrebbero essere mirati a laboratori e a cose tremende. Ovviamente, essendo uno dei grandi consulenti della situazione venezuelana e l'Iran, che in questo momento pure è in rivolta, è molto probabile che tutte queste strategie di tenere le situazioni in mezzo a dove abitano innocenti civili sia stata fatta ad hoc. Possiamo dire che magari Trump ha deciso di colpire proprio perché l'Iran si è indebolita e quindi l'idea è di farli cadere tutti e due? Bene, questo veramente, diciamo, come facciamo noi, anche diciamo il giornalismo nostro, è uno scenario possibile, è uno scenario che non è da escludere, ma ricorda che diciamo il Venezuela non ha solo pochissimi giorni fa già ricevuto l'ambasciatore c'aveva l'ambasciatore della Cina, un delegato della Cina, e la Cina aveva confermato assoluto sostegno al regime. Io non sono riuscita, perché a Torino non arriva, o almeno nella edicola dove io mi servo, non arriva il tempo, e credo aver capito che era sul tempo, dove c'era ieri un titolare che aveva questi tre nomi in prima fila: Trump, Putin, Maduro. Quindi diciamo ho questo vuoto di informazione che spero riempire velocemente, o forse tu riesci. Allora, io posso dire questo: ieri nella rassegna stampa che ho condotto io, la notizia che era stata data dall'ANSA era questa, cioè Maduro aveva comunicato al governo americano di essere pronto a trattare con loro sul petrolio, sulla questione della droga, quindi il fentanyl, e diciamo per allentare la tensione politica. Evidentemente Trump ha rigettato l'offerta, visto quello che sta succedendo adesso. Ma non solo, ma è che diciamo questa è la stessa offerta di far diventare il Venezuela un terreno di, io non so se dire, una specie di bazar, perché la signora Machado dice: venite tutti gli investitori, prendete tutto quello di cui c'è bisogno, ma non sono state dichiarazioni che non sono state molto accurate da una parte. Dall'altra parte certamente c'è una direzione che viene da Cuba e che non bisogna dimenticare in questo panorama, perché dalle persone cubane che conosco della mia chiesa onestamente stanno anche loro patendo molto la fame. Ora c'è pure l'ipotesi che avevamo a dicembre detto nella nostra intervista, che 4 eserciti stranieri che sono dentro potrebbero fare attacchi fra loro, e non bisogna dimenticare che Maduro si era proclamato il capo assoluto di Hezbollah per l'America Latina. Quindi il miscuglio di partecipanti nella situazione è grande. In più, come
ti avevo pure spiegato che c'erano queste persone che si chiamano Pram, questo nome orribile, che vuol dire persone ritenute assassini nati, che sono in genere queste persone giovani che riescono a controllare il territorio. Indubbiamente c'è un'altra situazione. Quanto è veramente, loro sono armati, diciamo, tutta la criminalità organizzata, anche la microcriminalità, ma anche in questo periodo hanno armato i civili. Ora, così come i civili sono usciti il 29 luglio perché la pseudo-opposizione aveva vinto le elezioni realmente e sono andati a buttare giù le statue di Chavez, di Maduro, e subito è iniziata una repressione. Più di 2000 persone sono state messe in carcere, bambini, ragazzi, mascotte, i pets, insomma gli animali. E la capo di questa campagna elettorale vinta li aveva chiamati alle 11 del mezzogiorno del giorno dopo a pregare un rosario. Tu capisci che non si capisce se le persone usciranno a difendere una situazione così. L'eletto presidente ha avuto due priorità al momento in cui, a parte che è stato un ambasciatore di Chavez in Argentina, ma le sue priorità furono le felci della moglie, la guacamaya, che è una specie, è un uccello nostro, la macchina Volkswagen, dopodiché, e quindi diciamo una forza per un colpo di Stato tu hai bisogno della forza militare, una forza interna, ma anche la parte all'estero, per cui non si sa bene come questo. Ora, ecco, ma quindi in sostanza c'è il rischio che questo attacco non porti a niente. Potrebbe non portare, ma potrebbe anche essere se la Casa Blanca ha già si è pronunciata dicendo che è stata lei, ok, perché pure i venezuelani un anno e mezzo fa un gruppo di persone si erano radunate e avevano raccolto, non so, più di $1 milione, eccetera, per pagare un mercenario di cognome Prince. Quindi vai veramente dentro dell'esercito, che pure quello te lo spiegavo, dello Covacate, cioè i livelli intermedi dell'esercito, quelli che hanno le famiglie che stanno passando pure fame assieme a loro. Poi una popolazione che come si muove, trova un poliziotto che lo ferma per chiedere soldi, eccetera. Cioè il fango morale, diciamo, che esiste in questo momento è difficile da determinare. Certamente non è Maduro il solo capo. Avevamo detto che c'era quello che comanda il collettivo, lo paramilitare, tutti questi civili organizzati, che si chiama Diosdado Cabello, quello lì in questo ultimo periodo, anche nella nostra conversazione di dicembre, è praticamente il presidente di fatto, ma non lo è legittimo. Ora, mi è arrivato un piccolo rumore dicendo che forse era stato ucciso, ma adesso c'è semplicemente una situazione che come si evolverà se non c'è un vero controllo interno, e l'unico che ha un controllo interno dentro le forze armate veramente dovrebbe essere il ministro della difesa, quindi una persona loro.
Ecco, io vorrei dire una cosa, Blanca, lo diciamo per i nostri ascoltatori. I colectivos sono sostanzialmente delle milizie paramilitari che il Venezuela ha addestrato nel corso di questi anni. Il vero problema, e questo è una cosa di cui ne scrivevo su Italia Oggi la settimana scorsa, il vero problema è che nel momento in cui dovesse venire l'attacco, come è venuto, e nel momento in cui gli americani dovessero eventualmente, per esempio, sbarcare a Caracas e così via, il vero rischio è quello di trovarsi davanti una guerriglia molto pericolosa per le strade di Caracas, visto che la città è in una conca, quindi ci sono salite, discese e così via. E ci sono, mi corregga se sbaglio, dei palazzi molto alti, spesso disabitati, che possono essere tranquillamente usati dai cecchini per fare il tiro al piccione addosso ai militari americani. Quindi loro si andrebbero a infilare in una situazione che sarebbe la somma di Baghdad e del Vietnam messi assieme. Ora il vero Esatto. problema è capire chi può davvero chi può davvero rovesciare questo, il governo di Maduro, anche perché c'è questa collega della BBC, Vanessa Silva, che vive a Caracas e che ha visto una delle esplosioni dell'attacco, che dice questo. Dice adesso a Caracas c'è silenzio in città, ma tutti si stanno messaggiando per sapere se stanno bene oppure no. Per cui, e tra l'altro la Casa Bianca al momento non ha ancora detto nulla, questo è quello che dice la CNN. Esattamente, perché una ipotesi, indubbiamente, ma perché? Dunque, ti rispondo, diciamo, autorizziamo chiunque a sorridere per la risposta in libertà. L'unico che può con tutta questa cosa è Dio, veramente. Ora, se tu l'ipotesi di guerriglia l'avevamo pure fatto, perché ricordati che abbiamo parlato di una specie di striscia di Gaza, no? E nella zona del Catatumbo. Per cui non è che diciamo altro che una polveriera. Difatti, quante persone ogni volta che dico che il Venezuela è un paese altamente pericoloso, adesso potremmo dire il più pericoloso forse, ridono, sorridono, si girano da un'altra parte. Invece è un concentrato di potenze comuniste e no, è in un territorio ricchissimo, con una popolazione che certamente è stata, ha subito un lento sterminio, ma ricordati che la fame e la salute sono state due armi importantissime. Certo, armare queste persone, queste guerriglie, i cecchini, penso che chiunque possa immaginare, quindi un generale nordamericano ce lo dovrebbe avere immediatamente come ipotesi. E io non posso dimenticarmi le scene quando hanno ucciso Rashidi in Calabria. C'è stata una partita di football qua in Italia qualche anno fa. No? Sì, l'ispettore Raciti allo stadio a Catania. Io quando ho visto quelle immagini terribili di vera e propria guerriglia, bene, moltiplicale in ogni città, però, anche perché ci sono i conti da fare, i conti fra le persone dello stesso isolato, perché in questi giorni questo che ti parlo, Cabello, ha ordinato che ogni casa dove c'è un dirigente, dove c'è una persona che distribuisce le borse del Mangiare Club, faccia la mappa delle persone che abitano nel suo isolato e segnalare chi è traditore e chi non lo è. Ora, quante donne o quanti padri o quanti fratelli hanno una di queste persone che le ha mandato in carcere una persona cara alla moglie, il marito, il figlio, eccetera, eccetera, e se ne vuole fare il conto? Quindi veramente nelle mani del Signore, perché adesso vediamo cosa si scatena.
Io ti tengo al giorno, la traduzione è stata meravigliosa del comunicato che ti ho mandato. Insomma, un po' di spagnolo l'ho masticata anch'io. Il punto è questo. In altre parole, è difficile che ci possa essere una rivolta popolare, visto e considerato che lo Stato, attraverso queste forze paramilitari che sono i collectivos, ha fatto in sostanza la lista nera di eventuali oppositori, per cui li andranno a sterminare casa per casa, se si muovono. Bene, noi già abbiamo in 2 occasioni diverse della storia abbiamo perso più di 1/3 della popolazione. In questo momento, se fossimo 30 milioni, la cifra ufficiale sono 8 milioni di immigrazione forzata, ma la cifra che tra noi scorre è quella di 10 milioni. Quindi immaginati. Certamente, per esempio, hanno organizzato la criminalità internazionale organizzata con il tren de Aragua, il carcere di Tocorón. Ci sono pure persone di questa criminalità che hanno avuto un allenamento anche dei servizi segreti o di servizi militari. Cioè, non è che le forze della rivoluzione non hanno saputo inviare persone in grado di allenare, anche per esempio per la tortura avevano mandato, quello te l'avevo raccontato. Sì. Comunque vedremo il Venezuela libero, questo sì. Ci vorrà tempo, immagino. Comunque, questo è il primo colpo. Mi pare di capire che la prima reazione per adesso è sorpresa, ma non sembra muoversi ancora nulla e aspettiamo tutti di capire da Trump quali saranno le prossime mosse. Esattamente, e capire se veramente sono cose che loro si sono create. Perché, per esempio, al momento, nell'ipotesi di un'invasione americana, nordamericana, nell'ipotesi, faranno saltare i pozzi di petrolio, faranno saltare le raffinerie, faranno saltare qua e là. Quanta documentazione devono bruciare comunque, anche se già ne hanno bruciata tanta, eccetera. Veramente la Repubblica deve nascere come Repubblica, una nuova Venezuela come Repubblica, è tutta da ricostruire, ma veramente da istituire come qualcosa che nasce di nuovo, come una bambina che nasce da un parto di un'anziana partitocrazia. Questa è forse la immagine, nasce bagnata in sangue ed è un parto difficile, e però c'è bisogno di ciò che si chiama pitosine spirituale, perché quelli che si sono sentiti traditi dalle pseudo-opposizioni usciranno a difendere chi? I banditi. Il portavoce di Maria Corina Machado è invischiato in un atto di corruzione che te lo dovrei scrivere e poi magari in 20 minuti spiegarlo, perché è complesso. Che paesi sono coinvolti? Bene, tra essi la Spagna, assolutamente, la Svizzera con come si chiama, il lavaggio di capitali, la legittimazione di capitali, e qua in Italia vive Rafael Ramirez Jacobo, che forse è indagato pure, perché sono giri di decine di migliaia di milioni di dollari. Blanca, io devo chiudere perché il mio tempo è scaduto. Comunque avremo modo di seguire l'evoluzione della situazione e eventualmente tornare su questo tema lunedì a Zoom alle 18:05. Grazie ancora.
Bene, io ti ringrazio, ma ti tengo informato, vi tengo informata. Il mio telefono è acceso 24 su 24 e Benissimo. ovviamente il poco o il tanto che potrò avere, perché io ho una persona, ho mia sorella a Caracas che sta vicino all'aeroporto civile interno della città. Quindi diciamo che qualsiasi movimento lo sapremo immediatamente. Io mi mantengo con te collegata al WhatsApp, quando ho una cosa Benissimo, importante te la mando, benissimo. e questo è Perfetto. importante perché sono notizie da dentro, tra la gente. E Esatto. ringrazio la giornalista Vanessa Silva, non la conoscevo, ma adesso cercherò di capire i suoi articoli, come leggerli. Grazie Antonino. Benissimo. Dio te bendiga e il Signore veramente prosperi tanto Radio Libertà quest'anno, in libertà, in verità e in conoscenza. Grazie. Viva il Venezuela libero, linea alla rete, grazie ancora a tutti e buona giornata.